È in aumento del 15% il numero degli italiani emigrati all'estero e cancellati dall'anagrafe del loro paese d'origine. Un'indagine dell'Istat pubblica i dati del rapporto in 180.000 unità cancellate nel 2019 rispetto all'anno precedente. È la Lombardia, seguita da Sicilia e Veneto, la regione con il numero di cancellazioni anagrafiche verso l'estero più alto, con circa 23.000 cittadini. Seguono la Sicilia e il Veneto con 12.000 e poi Campania e Lazio. In termini relativi rispetto alla popolazione residente nelle regioni, il tasso più elevato è quello avuto in Trentino Alto Adige, 4 italiani per 1.000 residenti. Nelle altre regioni la proporzione ad emigrare è di circa 3 italiani per 1.000 residenti. Le regioni, al contrario, con il tasso emigratorio più basso verso l'estero sono invece la Toscana, la Liguria e il Lazio. In sintesi, specifica il rapporto che il tasso di emigrazione dei cittadini italiani è pari al 2,2 per 1000, con una divisione in territori che vede nel nord del paese la zona da cui partono i flussi più consistenti di trasferimento all'estero di cittadini italiani rispetto alla popolazione residente. Dal mezzogiorno invece il dato del 2019 di trasferimento verso l'estero è di oltre 43.000 italiani, mentre dal centro sono espatriati circa 19.000 connazionali, con un tasso leggermente più basso sotto la media nazionale.